Questo programma è offerto da Despar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni, il valore della scelta. Buonasera, bentrovati, primo Interpares, appuntamento del lunedì, del mercoledì, gruppo TV7 come di consueto. Siamo in diretta sulla pagina Facebook, quindi potete scrivere tutto quello che volete e ovviamente fare le domande ai nostri ospiti. Avete già visto il titolo della trasmissione, questa sera è dedicata interamente a Vo, perché è stato un esempio per il mondo intero, per quello che è successo. Ne parleremo in questa trasmissione, con collegamenti ovviamente anche dal paese di Vo e soprattutto con voi da casa, che potete interagire con noi mandando i messaggi oppure anche telefonando e fare le domande ai nostri ospiti che presento immediatamente, iniziando da Rosario Rizzuto, rettore dell'Università di Padova, magnifico rettore, grazie di essere con noi, il sindaco ovviamente di Vo, Giuliano Martini, grazie, il presidente della provincia Fabio Bui, grazie che Fabio Bui, e Luigi Alessandro Bisato, segretario regionale del PD. Grazie a tutti di essere qui in questo momento, ovviamente perché vi fa onore a partecipare ovviamente a questa trasmissione che parla ovviamente delle problematiche di questo maledetto virus che ha colpito tutto il mondo intero. Vado subito da Elisabetta Corazza. Buonasera Elisabetta dalla redazione. Buonasera a te Giorgio, benvenuti ai nostri ospiti e ricordo a chi ci segue da casa che possono partecipare attivamente alla trasmissione, possono telefonarci allo 049 80 777 53 oppure possono mettersi in contatto con noi tramite SMS mandandolo al numero 345 3341 171. Bene, andiamo anche da Dennis. Buonasera Dennis, dall'altra redazione, buonasera. Una buona serata anche da parte mia e come di consueto comincio dandovi i dati di giornata, cominciando da quelli nazionali che vedono 230.158 casi totali, 300 in più, uno dei dati più bassi insomma dell'ultimo periodo. I malati scendono a 55.300, quindi gli attualmente positivi sono calati di 1.294 unità nelle ultime 24 ore, i guariti 1.502 in più nella giornata odierna per un totale di 141.981, 92 decessi, quindi anche quest'oggi fortunatamente sotto i 100, che fanno salire però il dato totale a 32.877. Andiamo a vedere anche i dati ovviamente relativi al nostro territorio, dove i casi totali, quindi dall'inizio dell'epidemia, sono 19.098, i malati 2.505, 73 in meno rispetto al dato di questa mattina, i ricoverati 462 in area non critica, 38 in terapia intensiva, i dimessi 27 in più, quindi 3.295 e purtroppo anche c'è da registrare 5 nuovi decessi che fanno salire il dato totale a 1.883. Beh, speriamo che continuino a migliorare nonostante tutta questa movida che c'è e poi ne parleremo. Andiamo direttamente a voi perché siamo in rigorosa diretta e ovviamente abbiamo collegato Maurizio Colombo, vediamo, io lo vedo già nei nostri monitor di servizio, eccolo lì, non so se lui ci sente, quindi lo salutiamo perché ci porterà ospiti ovviamente dal paese dove questa sera ci siamo e parleremo ovviamente in virtù che è stato un esempio, come dicevamo, per tutto il mondo. L'abbiamo collegato, Maurizio vedo che sta facendo i segnali, se la regia mi è di aiuto perché non vedo che è collegato. Mi dite regia gentilmente, così evitiamo di fare brutte figure. E allora vabbè, abbiamo anche collegato l'assessore regionale della sanità, la Manuela Lanzarin, vediamo se vediamo lei collegata. Non ancora, vabbè, un po' alla volta troveremo anche i collegamenti, ovviamente sono le problematiche della diretta. Allora, vado subito, prima di ritornare con il collegamento da Vo, perché poi volevo iniziare la trasmissione che quando abbiamo l'assessore collegato, mi dite se abbiamo Maurizio per cortesia, perché se chiacchiera lì non riusciamo a averlo. L'abbiamo o no? L'abbiamo o no, Dennis? L'assessore ce l'abbiamo. Allora saluto l'assessore Manuela Lanzarin, assessore della sanità Veneto, molto gentile. Grazie assessore di essere con noi. Buonasera direttore.
Ecco, se alziamo l'audio anche dell'assessore, grazie. Allora, prima di iniziare tutto, ovviamente noi andiamo e raccontiamo la storia di quello che è successo a Vo, perché è un esempio per il mondo, perché ovviamente per via di tamponi ha salvato un paese, ha salvato anche praticamente molti infettati che non lo sono stati per via dei tamponi, assieme all'Università di Padova, assieme al professor Crisanti, assieme alla Regione, tutti assieme sono riusciti a fare questo capolavoro per quanto riguarda la nostra Regione, un capolavoro che sarà un esempio ed è stato un esempio per tutto il mondo. Allora andiamo a vedere la cronistoria di Vo e poi inizieremo con i nostri ospiti. Un comune di 3.300 anime diventato simbolo internazionale nella lotta al coronavirus. Vo è un piccolo paese ai piedi dei Colli Euganei. In provincia è conosciuto per i suoi ristoranti, meta di pranzi domenicali, e per le sue cantine, visto che quasi il 50% del vino dei Colli viene prodotto qui. Ma è il 20 febbraio 2020 che Vo cambia di punto in bianco il suo posto nel mondo. Perché a una ventina di chilometri da lì, all'ospedale di Schiavonia, i medici si trovano di fronte ad una strana situazione. Due anziani dello stesso paese, conoscenti tra di loro, che frequentano lo stesso bar, ricoverati con gli stessi sintomi. Una strana polmonite virale che però non convince i sanitari. Sul momento nulla farebbe pensare a quel nuovo virus proveniente dalla Cina. I medici però, guidati dal primario di terapia intensiva Fabio Baratto, forzano la mano e ottengono dalla direzione strategica l'autorizzazione ad effettuare il tampone, nonostante il protocollo non lo prevedesse, perché non erano stati in Cina né apparentemente avevano avuto contatti con chi era tornato dal paese asiatico. Il giorno dopo arriva l'esito del tampone ed è una mazzata, entrambi positivi al Covid-19. Subito viene predisposto il loro trasferimento all'azienda ospedaliera di Padova, dove Adriano Trevisan però non arriverà mai, morirà la sera stessa, risultando il primo morto italiano per coronavirus. Renato Turetta invece se ne andrà circa 15 giorni dopo, il 10 di marzo. Alle autorità sanitarie appare evidente che ci si trovi di fronte ad un focolaio. Con un decreto del governo Vo viene isolata e ci rimane per 14 lunghissimi giorni in cui la vita sembra quasi sospesa, con tutte le attività interrotte e con la popolazione che non può uscire dal proprio paese. 10 varchi controllano gli accessi, 5 sorvegliati dall'esercito, 2 dalla polizia, 1 dalla finanza e 2 dai carabinieri. Solo uno consente ingressi e uscite di personale sanitario e forze dell'ordine ed è l'unico dai quali possono entrare gli approvvigionamenti per la popolazione. Nel frattempo cominciano i tamponi su tutti i 3.300 abitanti, voluti personalmente dal governatore Zaia. Il risultato è incredibile: 89 persone risultano positive al test e circa il 45% di questi è totalmente asintomatico. Insomma, ha il virus e non lo sa, rischiando quindi di contagiare quanto e più di altri. Vo subito si dimostra un irripetibile caso di studio, una comunità isolata, senza contatti con il mondo esterno, alle prese con un virus che circola tra gli abitanti e i cui effetti si sono registrati fin dall'inizio. E così, dopo 9 giorni, entrano in scena 2 altri attori che giocheranno un ruolo fondamentale: il virologo Andrea Crisanti e l'Università di Padova, da sempre in prima linea per la qualità della sua ricerca. Si decide di fare un nuovo test sulla popolazione per vedere l'effetto delle misure restrittive. L'esito è di 8 nuovi casi, tutti asintomatici. È la dimostrazione che il contenimento funziona, l'isolamento aiuta a prevenire il contagio. La comunità di Vo ha dato un fondamentale aiuto alla ricerca scientifica e alla lotta al coronavirus, ma non è finita qui. Agli inizi di maggio l'equipe di Crisanti chiede un ulteriore sforzo alla popolazione: sottoporsi su base volontaria ad un terzo giro di tamponi e test sierologici per mappare il genoma e verificare la presenza di anticorpi. E i cittadini ancora una volta accettano, consapevoli del loro ruolo internazionale nello studio e nella lotta al coronavirus. A distanza di 3 mesi da quel maledetto 21 febbraio, a Vo la vita cerca di riprendere il proprio corso. I ristoranti riaprono, le attività commerciali ripartono e anche il paese torna a popolarsi. Un paese che in totale ha registrato un centinaio di casi e ha pianto 3 morti, che sarà ricordato come il primo focolaio veneto e tra i primi in una nazione che contro il coronavirus ha combattuto giorno dopo giorno e ancora continua a farlo. Vo però rappresenta molto di più, rappresenta il modello da seguire per fronteggiare un'epidemia sconosciuta: scelte sanitarie oculate e vincenti, dedizione totale da parte della popolazione. Una popolazione che ha fretta di guardare avanti, ma che non disdegnerà di voltarsi indietro quando sarà necessario per ricordare quei mesi in cui quelle 3.300 anime ai piedi dei Colli Euganei sono diventati il simbolo internazionale nella lotta al coronavirus. Vabbè, abbiamo visto il servizio di Denis Maran, allora ritorniamo a Vo dove c'è Maurizio Colombo, vediamo lì solo dietro il comune di Vo, proprio con la scritta Vo. Buonasera Maurizio, com'è la situazione lì? Ormai siamo all'imbrunire, Maurizio.
Buonasera Giorgio, buonasera ai tuoi ospiti e buonasera ai nostri telespettatori. Noi ci troviamo in Piazza della Liberazione, la piazza centrale di Vo. È appena calato il sole, quindi siamo poco oltre il tramonto. C'è una bella temperatura, ma soprattutto abbiamo voglia di raccontare tante storie. Le storie che hanno caratterizzato questi mesi qua nel piccolo paese di Vo attraverso le voci dei suoi abitanti che piano piano ci raggiungeranno nel corso della serata. Alcuni, ti dico, sono già qui. Va bene, allora tra poco verremo anche da te, ovviamente quando c'è un ospite ti daremo la linea. Rivediamo in video l'assessore Emanuela Lanzarin, perché prima di iniziare questa puntata che ho deciso di fare proprio inerente per quanto riguarda quello che è successo e ricordando ovviamente Vo, mi sembra che avete fatto tutti, e lo dico sindaco di Vo, regione, università, avete fatto un capolavoro. E credo, scusatemi se mi permetto di dirlo, ancora non ce ne rendiamo conto del capolavoro che è stato fatto, perché rimarrà nella storia, sarà un esempio per il mondo da parte dei cittadini di Vo, da parte della Regione, da parte dell'Università di Padova nella loro ricerca che hanno fatto. Avete fatto un capolavoro che merita un plauso mondiale, quindi ve lo faccio io per primo, anche se siamo una piccola televisione, perché lo meritate tutto e ve lo dico di cuore, l'ho già detto al governatore Zaia la settimana scorsa quando è stato qui con noi, e quindi lo ripeto anche a voi perché è riconosciuto quello che è stato fatto. Inizio da lei sindaco, perché nella cronistoria abbiamo visto sono stati credo 2 o 3 mesi tremendi per lei, credo. Ha fatto di tutto, mi diceva prima, dal sindaco al farmacista, al medico, al magazziniere, al meccanico, mi scusi se uso termini propri magari per farle capire che in un paese così bisogna far tutto per fronteggiare un'emergenza del genere. Sì, è chiaro, bisogna darsi da fare e quando sei in ballo devi ballare. Noi abbiamo raccolto tutte le nostre capacità e le abbiamo messe a frutto in questo momento, che è stato un momento, come ripeto, un momento tragico, ma che ha tirato fuori da noi quello che sappiamo fare, quello per cui insomma anche poi nella mia veste anche di farmacista un'attenzione per il sociale importante, ma non solo per me, ma anche per tutti i cittadini, insomma. Senta, la prima, quando le hanno chiesto, le faccio così una domanda che è anche una curiosità, la prima volta le hanno detto, qui c'è un focolaio, chiudiamo il paese, lei da sindaco cosa ha provato? Perché inizialmente sembravate un po' degli infettati solo voi, poi è passato che siete quelli che hanno salvato il mondo, però inizialmente eravate voi quelli più pericolosi da avvicinarvi. Certo, no, allora al momento ero terrorizzato chiaramente perché ho immaginato vagamente quello che sarebbe successo, e poi invece è successo molto di più di quello che immaginavo. Ma sono abituato a rimboccarmi le maniche, cioè quando c'è una situazione, ma non solo io, ma tutti i cittadini di Vo sono così, hanno questa capacità di rimboccarsi le maniche perché questa situazione, il fatto di essere noi gli appestati, non ci andava assolutamente bene. E di qui una reazione forte, positiva, di volersi riscattare da questo marchio, diciamo, e ce l'abbiamo messa tutta. Diciamo che c'è stato un lavoro di squadra enorme. Enorme. Manuela Lanzarin, andiamo dall'assessore, e qui la Regione ha fatto una parte, anzi facciamo così assessore, andiamo a sentire prima proprio il governatore Zaia cosa dice per via di tamponi, poi sentiremo anche il professor Crisanti, e quindi andiamo con loro, andiamo a sentire Zaia cosa dice per quanto riguarda i tamponi a voi, e poi andiamo dall'assessore Lanzarin. La madre di questo piano è la dottoressa Francesca Russo. Bene. Il piano, tra le tante cose, prevede che nel momento in cui ci fosse stato un contagio, scattava il piano con la convocazione della task force, perché eravamo già nel piano, avevamo già la costituzione di una task force per ogni ULSS, per ogni provincia. Scatta Padova, alle 6 di sera facciamo la task force di Padova, si riunisce il tavolo, diciamo, di guerra, definiamolo così. A quel tavolo io, pronome personale, nessun altro, non è megalomania, lo dico perché siccome vedo che ce ne sono tanti che si infilano con altre varianti, io ho deciso contro legge di far fare i tamponi a tutti. Mi spiego, nessun piano né regionale né nazionale prevedeva i tamponi a tappeto, ma li prevedeva solo sul sintomatico e eventualmente sulle persone in isolamento.
Ecco, abbiamo sentito il primo passaggio. Andiamo dall'assessore Manuela Lazzarini. Quindi la Regione è stata inizialmente la protagonista, da come dice il governatore, il presidente Zaia, di far sì che i tamponi venissero fatti a Vo, e quindi è merito alla Regione, anche se poi è nata una piccola diatriba che il governatore ha smussato, uso questo termine dialettale, in ogni angolo, però il governatore ha voluto che i tamponi fossero fatti a Vo, e per merito di questo, insomma, Vo è diventato un paese esempio per tutto il mondo. Sì, allora, siccome sarò anch'io quel famoso venerdì sera 21 febbraio, e quindi ricordo bene cosa è successo. Intanto ripercorriamo un po' cosa è successo. Nel pomeriggio la dottoressa Russo mi chiama dicendomi che abbiamo un caso di coronavirus, il primo caso di coronavirus all'interno dell'ospedale di Schiavonia. Allora mi metto in contatto con il presidente e decidiamo subito di recarci a Padova, in azienda non in azienda ospedaliera, scusate, ma in USL Euganea, quindi nella direzione dell'USL Euganea, perché Schiavonia, insomma, l'ospedale di Schiavonia appunto è sotto l'USL Euganea, per capire cosa sta succedendo e fare il punto della situazione. E quella sera stessa, quindi proprio negli uffici dell'USL Euganea, si decidono 3 strategie iniziali, che sono quelle che anche il Presidente ricorda sempre, e sono state decise proprio in quel momento dal Presidente, che ha optato per questa soluzione. Allora, quella della chiusura di Schiavonia, dell'ospedale di Schiavonia, perché il primo caso era un ricoverato dell'ospedale di Schiavonia, quindi immediatamente isoliamo e chiudiamo l'ospedale di Schiavonia. Cosa vuol dire? Che chiudiamo l'ospedale, cioè gli operatori che sono dentro rimangono dentro l'ospedale, e quindi chiudiamo l'ospedale. E poi decide il Presidente appunto di dire 3.300 abitanti, Vo Euganea, un paese piccolo, prima che si crei panico rispetto a cosa sta succedendo, non sta succedendo. Ricordiamoci che era appena partito anche in Lombardia, quindi effettivamente si conosceva molto poco. Dice: facciamo i tamponi, prevediamo i tamponi per tutti gli abitanti di Vo. E quindi ci mettiamo subito in contatto con il sindaco per trovare anche logisticamente un posto, la palestra del paese, per fare i tamponi i giorni successivi. E quindi da lì inizia anche tutto il discorso relativo ai tamponi. E l'altra cosa che viene fatta contestualmente è quella di mettere fuori degli ospedali le tende della protezione civile. Questo proprio per cercare di evitare che la gente che ha dei sintomi o che comunque insomma preoccupata si rivolge al pronto soccorso, ci sia una commistione tra i percorsi. E quindi queste sono 3 cose che vengono fatte direttamente quella sera stessa a Padova. Certo, quindi è nata così, poi è subentrato ovviamente l'università, magnifico rettore che ovviamente ha collaborato con la Regione in maniera molto importante, insomma. Sì, io credo che i risultati di cui parliamo oggi, l'essere diventati dalla regione con il primo morto europeo di coronavirus a una regione che ha una media di decessi inferiore alla Francia, all'Inghilterra, alla media nazionale, questo è stato il frutto di un'azione di sanità pubblica, come è stato detto, perché è un intervento capillare che va dall'isolamento e dall'identificazione dei positivi, ma mi lasci dire tutto il sistema della sanità pubblica, i medici di base, gli ospedali che sono diventati ospedali Covid, i grandi ospedali che hanno continuato a funzionare. In questo grande scenario noi università pubblica e un sistema di sanità pubblica credo che abbiamo dato il nostro contributo, l'abbiamo dato su base scientifica, perché questa è la nostra competenza, la nostra responsabilità, l'abbiamo data con l'intervento di decine e decine di professori, di professionisti, i nostri specializzandi, il nostro personale. Io credo che sia veramente il successo di un sistema sanitario e di un sistema sanitario che collabora, di un sistema sanitario che ovviamente è coordinato da chi ne ha la responsabilità, ma in cui ognuno deve svolgere il suo ruolo. Certo, allora ritorno adesso ogni tanto ovviamente parlerò, però abbiamo anche gli ospiti a Vo, visto che è la trasmissione dedicata a loro. Vedo Maurizio già con un ospite che è riuscito a portare, ovviamente già con la mascherina, ovviamente per rispettare i protocolli. Maurizio, chi hai lì con te?
Sì, appunto, ho indossato la mascherina, la indossiamo tutti in questo momento perché dobbiamo insomma avvicinarci un po' di più per raccogliere testimonianze. Sono con Moira Biasio che ha un'attività proprio qui in Piazza Liberazione, un'attività particolare perché è riuscita a trasformare la sua linea produttiva, adesso ve lo racconterà lei, proprio per fare fronte all'emergenza. Buonasera Moira. Buonasera a tutti, anche a voi in studio. Sì, io mi sono trovata in difficoltà, come tantissime altre persone, a dover chiudere l'attività e decidere cosa fare. È sorta questa opportunità. Inizialmente alcuni cittadini mi hanno chiesto di cucire qualche bandiera italiana e sono partita da lì. Poi da questo alla necessità delle mascherine e sono partita con i tessuti che erano destinati alle camicie a fare mascherine. Questo sembrava una cosa di qualche settimana, mentre in giro di qualche giorno sono arrivati ordini veramente straordinari e così sono giunta alla decisione che ho assunto 3 ragazze, dando la possibilità a queste persone di poter fare la spesa, perché erano veramente ridotte in maniere disastrose, con figli e marito a casa, e quindi questa è stata la cosa che più mi ha gratificato, a dar possibilità a persone anche con partita IVA di venire a lavorare da me. Esatto, in un primo momento la necessità era quella di dare lavoro, di portare lavoro in questo posto che è stato il primo a essere chiuso, a essere martoriato nel nostro territorio da questo virus, insomma. Che persone sono che hai chiamato a lavorare con te? Persone che erano a casa in difficoltà, mia sorella, un'altra ragazza che è una DJ e ha un servizio pubblico con partita IVA, un'altra mamma di famiglia a casa, e si sono trovate veramente a dover mettere il post sui social in cerca di lavoro, e questo ho preso l'occasione e le ho chiamate e sono stata veramente felice di poter fare questa cosa. L'opportunità che ho avuto io di poter svolgere questa attività cambiando il codice Ateco in questa emergenza, a poterla girare anche a persone che erano in difficoltà. Maurizio, ci si è adattati, l'emergenza ovviamente ha messo alla prova tutti quanti. No Maurizio, volevo chiedere alla tua ospite inizialmente cosa ha provato, essendo l'unico paese che veniva nominato come il paese degli infettati. Lei che abitava lì, cosa ha provato in quel momento? Il sindaco ce l'ha raccontato, ma gli abitanti, lei che è un abitante di Vo, cosa ha provato in quel preciso istante? Ecco, vorremmo sapere cosa avete provato, cosa hai provato tu come abitante di Vo nei primi giorni, nelle prime ore della situazione di emergenza, insomma. Le prime ore sono state veramente spaventose, nel senso che non si capiva bene quello che stava succedendo. La prima notizia grave, brutta il primo deceduto qui a Vo e in Italia, quindi c'era questa sorta di terrore, ci si guardava per le strade veramente spaventati, non si capiva dove stavamo andando, cosa stava succedendo. E ci siamo trovati con un paese denominato come fosse un impestato, il paese veramente del virus, e si era veramente preoccupati della situazione. Poi col passare delle settimane, col discorso dei tamponi che abbiamo fatto e tutto, man mano si capiva insomma che era una cosa gestibile, poi si è aperta e noi siamo arrivati a essere il paese dell'esempio. È stata una prova insomma di coraggio, anche se vogliamo, una prova di resistenza collettiva. Sì, veramente è stato grandioso, anche il paese come ha collaborato in tutte le possibilità che abbiamo avuto anche per aiutare la ricerca. C'era questa propria sorta di unione e voglia di partecipare, oltre alla paura che c'era chi ha avuto problemi di salute. Insomma, siamo stati anche fortunati che non ci sono state cose tanto gravi e tutte risolvibili, e in poco tempo il paese è diventato a contagi zero e ci fa onore. Grazie Maurizio. Grazie a voi. Grazie. Questa testimonianza di Moira. Grazie, sentiamo poi un altro ospite. Ora ritorniamo in studio, perché ritorniamo dall'assessore Lazzarin per chiedere ovviamente, questi tamponi hanno salvato ovviamente la vita, tant'è che quando arrivano ovviamente i dati giornalieri che arrivano 2 volte al mattino e al pomeriggio, ancora tempo addietro, ormai si stanno azzerando quasi tutti fortunatamente, poi era quello che per primo il risultato è stato 0 per tutti. La domanda mi viene così: perché nessuno ha avuto, assessore, l'idea di iniziare prima a fare questi tamponi che tanto utili sono stati poi al paese di Vo, ma potevano essere utili a tutta l'Italia, Lombardia compresa? Ma
perché c'erano delle indicazioni diverse, cioè noi dobbiamo ripercorrere un po' cosa è successo da quando è scoppiata l'epidemia in Cina a poi quando è stato decretato a livello nazionale lo stato di emergenza e quindi è subentrata la protezione civile, a quando poi anche noi come Veneto abbiamo, ed è stato anche ricordato, emanato lo stato di emergenza regionale con le task force regionali e poi quelle locali. E tutto questo era basato, ricordiamoci, su criteri che ci venivano comunque dati dall'Istituto Superiore di Sanità. L'Istituto Superiore di Sanità dava delle indicazioni molto ben precise a chi fare i tamponi e quindi rispetto appunto a quelle persone che manifestavano i sintomi, quindi febbre, tosse, i sintomi che erano previsti e che rientravano dalla Cina o dalle zone infette. Queste erano le indicazioni che noi avevamo, che tutta Italia aveva dall'Istituto Superiore di Sanità e che doveva applicare. Quando quella sera si decise di fare i tamponi a Vo', in un certo senso, in un certo modo, il Veneto comunque non andò un po' contro quelli che erano i dettami dell'Istituto Superiore di Sanità, perché noi se avessimo dovuto seguire come avevamo seguito fino ad allora i parametri dell'Istituto Superiore di Sanità, non dovevamo fare i tamponi a tutti i 3.300 abitanti di Vo', perché dovevamo farlo solo alle persone che avevano sintomi o ritornavano da zone infette. Ma io credo che questo faccia parte un po' della narrativa, del racconto, cioè si conosceva poco, tutto, non solo l'Italia, ma tutto il mondo, insomma, io credo conosceva poco e ancora, insomma, adesso conosciamo di più, però insomma tanta strada c'è ancora da fare per quanto riguarda questo virus e quindi oggi parlare con i fatti che sono avvenuti, insomma, risulta più facile, però allora quelle erano le indicazioni che noi avevamo e quindi abbiamo seguito. Però già allora, insomma, quella prima scelta fu una scelta azzeccata, perché poi effettivamente ci fu anche tutta l'altra parte legata appunto alla ricerca, ai studi che con l'Università di Padova, con il professor Crisanti, insomma, sono stati fatti e quello ultimo, insomma, molto importante perché unico, insomma, a livello internazionale, mondiale, insomma, in corso oggi, che permetterà effettivamente di capire di più, di conoscere e anche di capire se ci sarà un vaccino per questo virus oppure se insomma subentreranno altre cose rispetto appunto ad altri virus che sono stati studiati e che non sono arrivati a un vaccino ma a cure farmacologiche, quindi questo ci permetterà di affrontarlo in maniera diversa. Però mi permetta, direttore, io vorrei, c'è anche il sindaco lì di Vo', insomma noi ci siamo sentiti più volte, ringraziare veramente lui per tutti i suoi abitanti, perché io credo che oltre a quello che è stato e quindi alle iniziative che sono state prese in quei giorni concitati, oltre allo sforzo e concordo con il magnifico rettore di un lavoro di squadra collettivo di sanità pubblica, ognuno per le sue componenti, ma soprattutto che ha visto dei grandissimi professionisti in campo e che hanno saputo anche costruire il cosiddetto modello Veneto. Io penso che l'esempio che hanno dato i cittadini di Vo' e quindi quel senso civico, quel senso di responsabilità, di mettersi a disposizione proprio per cercare di capire, di studiare, cioè non è semplice essere sottoposti per 3 volte al tampone. Cioè, non è neanche piacevole, chi ha fatto il tampone insomma lo sa, non è neanche piacevole e quindi venire sottoposti per 3 volte al tampone, aggiungendo anche l'esame serologico e quant'altro, mettersi in fila con quelle file ordinate che abbiamo visto con bambini, anziani, però tutto questo al fine di mettere a disposizione poi della collettività, del mondo della scienza, una conoscenza insomma importante per il futuro, credo che vada fatto un plauso e anche un esempio veramente di educazione civica e di responsabilità. Certamente, Assessore, ho detto all'inizio della trasmissione che voi, il Comune, gli abitanti, l'Università, ovviamente come diceva il magnifico Rettore, ovviamente, e tutti i componenti che hanno collaborato, dai medici di base a tante altre persone che hanno lavorato, avete fatto un capolavoro e delle volte quando sento le polemiche in un capolavoro mi viene un po' il mal di testa perché un capolavoro l'avete fatto, avete salvato la vita, avete fatto capire come si fa la strada giusta da essere intrapresa, magari modificandola un po', e delle volte nascono delle cose che io non capisco, solo qui in Italia nascono, ma è un mio pensiero personale. Presidente Bui,
Io chiedo di essere tutti davvero brevi perché abbiamo tante cose da raccontare questa sera. Benissimo, perché è una storia che si riavvolge e vedendo prima il filmato Davò mi venivano in mente le prime ore quando ci sentivamo anche con il sindaco. Eravamo in una situazione in cui non sapevamo cosa stavamo affrontando, anche la chiusura, quanti problemi avevamo nel momento in cui venne decretata la chiusura. C'era un amico sconosciuto di cui avevamo voci anche discordanti, i virologi, c'era dalla banale influenza alla polmonite, ognuno diceva la sua e ognuno aveva la ricetta. Oggi, come dice bene il magnifico rettore, a distanza di qualche mese abbiamo intrapreso un percorso e l'abbiamo intrapreso il percorso giusto perché autorità politiche, amministrative e mondo scientifico si sono parlate e si sono fidate una con l'altra e ognuno ha messo insieme le proprie responsabilità e le proprie competenze. Ecco qual è stato il modello veneto vincente in questo momento. Bisato. Ma io devo anch'io riconoscere che qui in Veneto è andata in maniera straordinaria rispetto a uno scenario nazionale e internazionale che invece enumera, mette in fila una sequela di morti e tanti ancora contagi. Allora, secondo me qui c'è stato un combinato disposto di tante cose che hanno funzionato. Io tutto sommato mi sento di averle già riprese dagli interlocutori che hanno parlato prima di me. Sottolineo un aspetto e lo metto sul tavolo a beneficio anche della politica veneta e dell'assessore regionale. Se c'è un qualcosa che nel nostro sistema ha funzionato e secondo me lo si dimentica spesso è la seconda S del sistema sociosanitario. Il nostro sistema è basato su 2 S, sociale e sanitario. Il sociale non è solo il rapporto sociale, è il territorio e qui la vera forza l'ha fatta il territorio. Se c'è una differenza tra il Veneto e la Lombardia è che in Lombardia è un dato di fatto ormai, è acclarato, e i medici di base non sono riusciti ad avere un rapporto sinergico con l'ospedale per evitare l'ospedalizzazione delle persone che erano contagiate ma magari erano asintomatiche o avevano sintomi che permettevano di rimanere a casa, che è stata la fortuna del nostro sistema. Questo messo assieme a un combinato disposto di altre cose fortuite e fortunose, perché l'ha ricordato l'assessore prima, i primi casi sono stati in un paese facilmente, come dire, chiudibile, perché anche qualche metro sopra il livello del mare, quindi era più facile circoscrivere il dato lì. È stata una buonissima scelta, quella, io l'ho detto, a dispetto anche di qualche esponente del mio partito, chiudere subito Schiavonia. Io su questo rivendico che è stata un'ottima scelta, anche se poi sappiamo che sono nate delle polemiche perché tutto il territorio, quindi non solo il sottoscritto ma parte anche dei sindaci di area di centrodestra, rivendicavano da settimane ma torniamo a fare anche l'operatività normale dell'ospedale, perché capite che altrimenti uno che abita a Monselice doveva farsi decine di chilometri per avere una terapia ad esempio oncologica, ma magari l'assessore potrà spiegare che poi la cosa è avvenuta strada facendo. C'è un aspetto, lei ha riportato il dato della polemica, ci sono state polemiche, ma c'è un dato di fondo, che negli ultimi giorni la polemica è, come dire, è tutta interna, perché è in una presunta diatriba. Io stasera non voglio buttarla in polemica perché è serata in cui dobbiamo solo rivendicare le cose che hanno funzionato, ma nel rapporto tra la filiera regionale di comando, attenzione, non sto parlando del lato politico, sto parlando, la dottoressa Russo, come dire, intercetta un sentire diverso da parte del professor Crisanti che diciamolo perché a beneficio anche delle persone presenti, è stato riportato come cervello di rientro dal magnifico rettore qui presente Rizzuto e gli dà in capo una struttura, e questo, che è obiettivamente un Maradona del settore, individua che bisogna cercare gli asintomatici. Quindi è vero che il dato iniziale è quella sera lì, da buon amministratore veneto, il governatore del Veneto decide di fare il tampone a tutti. Questo è vero. Ed è vero anche che lo si può fare perché siamo in un comune di 3.300 abitanti, qui siamo in 3 sindaci.
il sindaco di Vo, il sindaco di Loreggia, che è anche presidente della provincia, io sindaco di un paese vicino a Padova, che è un quartiere di Padova. Se fosse successo in un'altra realtà, non so se il risultato sarebbe stato lo stesso. Attenzione, ma io non, col senno di poi ne sono piene le fosse, però sono elementi che dobbiamo mettere in fila per dire che è veramente andato tutto in maniera straordinaria, proprio perché c'è stata una sinergia profonda tra tutte le parti del... È stato fatto un capolavoro, possiamo dirlo, stavolta. Io non l'ho disatteso, ho detto che le polemiche sono un po' tutte interne, qui non sono le polemiche nascono dall'esterno. e sicuramente poi tra poco sentiremo anche il professor Crisanti, e nascono a detta di tutti in maniera anche un po' esagerata. Quando diceva oggi il governatore, quando hai dei cavalli di razza all'interno della scuderia, ovviamente qualcuno litiga del cavallo, voglio vincere io, voglio vincere quell'altro, ci sta, però alla fine per una volta il risultato è stato superiore alle baruffe interne, chiamiamole così. Sì, va mi permetta bene, solo un'ultima battuta se posso. Il professor Crisanti lei ce l'ha proprio nel sangue, cioè io sono, come dire, devo avere un minimo di vis polemica, altrimenti non apparterrebbe al mio stare in società rispetto no, ma soprattutto io non riesco a pensare che ci sia un'unica idea di società o di opinione, quindi la libertà di opinione assolutamente, però alla fine si guardano i risultati. Sì, ma il professor Crisanti sa di cosa si arrabbia profondamente? Della lettera che ha mandato il direttore generale della Sanità Veneta quando gli ha detto non fare i tamponi a tutti. Non fare i tamponi a tutti perché quello è un danno erariale. Certo. Allora per questo si arrabbia, perché poi dice ma se riconosci che la vera novità è cercare gli asintomatici, non mi puoi dire che quella lettera era sbagliata. Però il governatore, mi permetta sta battuta. Sì, però il governatore poi dice a me non me ne importa nulla, decido di persona e si fanno i tamponi. Quindi merito al governatore, anche se all'interno del gruppo qualcuno era un po' contrario, che ci sta. Andiamo in pubblicità, rimanete con noi.